Con il passare del tempo, lo strumento comincia ad acquisire una vera e propria autonomia strumentale, diventando uno strumento solista vero e proprio, e si sviluppa una tecnica molto particolare che consiste nel suonare la mano sinistra zeppandola con la lingua, in questo modo, e la mano destra viene lasciata invece libera di suonare la melodia tranquillamente, senza alcuna zeppatura, senza alcuna interruzione ritmica. Sì. Accoppiando le due cose si ha questo. E Wow. questo è un flauto a paro.